Il 2017 è parzialmente positivo, nel senso che tutto ciò che abbiamo messo in atto come associazione ha prodotto dei risultati in termini di occupazione, in termini di formazione, in termini di avvio al mercato elettronico, in termini di crescita dell'impresa. Purtroppo però fa da contraltare a questo il fatto che i consumi, che pure si stanno lentamente muovendo, non hanno una dinamica che ci dia soddisfazione. Perché la gente ha troppo pochi soldi in tasca, perché c'è una polarizzazione delle disponibilità reddituali, perché le tasse non sono diminuite o sono diminuite in maniera insufficiente, insomma perché purtroppo il cosiddetto reddito disponibile, cioè la capacità di spesa dei consumatori, è troppo bassa rispetto alle esigenze di una famiglia o di una persona normale. Noi siamo dei piccoli Davide contro Golia, possiamo fare solo ciò che il nostro buonsenso e la nostra inventiva ci consente. Il 2018 sarà tutto costruito all'insegna del welfare, che tradotto diventa una roba molto semplice. Molti dei soldi diversi dalla busta paga, quindi incentivazioni, premialità eccetera, che daremo ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori, saranno detassati, e quindi è un piccolo segnale di speranza verso una capacità di spesa maggiore, che significa maggior benessere per le persone. Noi abbiamo qualche migliaio di persone che sono state assunte dalle nostre imprese per ragioni le più diverse, dalle grandi mostre alle manifestazioni, agli eventi eccetera, che per quasi il 70%, cioè 7 persone su 10, sono ancora oggi stabilizzate. Quindi per noi, per la contrattazione territoriale che abbiamo messo in piedi, tempo determinato, la flessibilità cioè, significa non precarietà ma opportunità che poi si trasforma in posti di lavoro che reggono l'usura del tempo. Non abbiamo sentito la mancanza dei voucher, perché grazie alla disponibilità delle parti sociali, cioè della parte sindacale, abbiamo costruito un modello di contrattazione molto semplice, molto flessibile ma molto efficace, che ci ha consentito di passare verso i part-time in deroga, piuttosto che i lavori a chiamata contrattualizzati, piuttosto che una serie di altre forme, che ha portato alla stabilizzazione di 2300 lavoratori quasi. Anche i negozi trevigiani iniziano a sbarcare con costanza su internet e nel commercio online. Assolutamente sì, questa è un'altra delle priorità partita nel 2017, che avrà un'ulteriore crescita nel 2018. Quelle che noi chiamiamo le pillole digitali hanno portato a 500 contatti, di cui il 75% circa sono imprenditori, e da queste sono derivati 120 nuove posizioni di imprenditori che oggi gestiscono il commercio online con soddisfazione. Io trovo che sia scandaloso che a 4 anni dalla scadenza del contratto chi si propone, penso alla distribuzione più articolata, come il soggetto che tutela il consumatore, non sia in grado di tutelare i redditi dei propri dipendenti. Se non altro perché, non avendo applicato un contratto e quindi non pagando il giusto corrispettivo, questi non possono essere dei consumatori. È una contraddizione in termini che mi auguro possa essere sciolta molto rapidamente. Lunedì e martedì noi abbiamo chiuso un lavoro di quasi 3 anni, io insieme a Raffaele Fitto, ma Maurizio Lupi con altri, Costa, Zanetti e Tosi. Siccome noi 2 mesi fa abbiamo dato il nostro appoggio totale all'amico Conte, volevo riconfermarlo, non cambia nulla, la lista è già pronta, stiamo lavorando su qualche ritocco perché è da 2 mesi che lavoriamo, riconfermiamo la totale fiducia alla candidatura dell'amico Mario Conte, perciò volevo chiarire questa cosa, perché poi qualcuno, il nostro capolista è già stato indicato, sarà Giuseppe Mauro, detto Beppe Mauro per tutti gli amici di Treviso. L'accordo nasce tra Direzione Italia e Grande Treviso, adesso sarà allargata a altri amici che vorranno aiutare Mario, ma viene tutto confermato, e perciò adesso è l'occasione per fare tanti auguri di buon Natale a tutti, di buon lavoro. Diciamo a Mario, a Beppe di non smettere di lavorare, gli lasciamo libero solo il giorno di Natale, tutto il resto devono lavorare, perché Treviso deve tornare al centrodestra e deve tornare soprattutto a una bella e brava persona come Mario Conte.